Dolo. Stavano raggiungendo la Francia per la partita della loro nazionale impegnata agli europei e si sono fermati per una sosta all'autogrill di Arino sulla A4. Un gruppo di ultras ungheresi si sono scatenati appena scesi dal pullman questa mattina con cori, fumogeni e petardi. Il personale dell'area di sosta, considerando la situazione a rischio, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto la polizia e gli uomini della Digos che hanno identificato i facinorosi. 120 persone in tutto che dopo i controlli sono state fatte risalire sul pullman. Saranno analizzati i filmati del circuito di videosorveglianza per capire se ci siano gli estremi per una denuncia. Maestre, è scivolato mentre era in sella alla sua bici sulle rotaie del tram, finendo sull'asfalto e ferendosi alla testa. Un quindicenne è finito al pronto soccorso dell'Angelo con una profonda ferita al capo e dopo aver perso molto sangue. L'incidente nel weekend in Viale San Marco. La bicicletta si è spezzata in due. Il fatto ha riacceso le polemiche sulla rotaia. Pochi giorni fa, la morte di Chiara Nobile, 38enne volata dal suo scooter alla fine del Ponte della Libertà. Era finita con le ruote proprio sul percorso dedicato al tram. Intanto il comune vuole vederci chiaro anche sui danni provocati dal maltempo alla pista ciclabile che corre lungo il ponte. La pavimentazione di legno è stata sollevata per un danno da 40.000 euro. Previsto un incontro tra l'assessore Boraso e le ditte incaricate dei lavori. Milano. Momenti di preoccupazione lunedì mattina quando una persona, per motivi ancora non chiari, è finita dentro il canale Taglio. Immediato è stato l'allarme lanciato da chi ha assistito alla scena che si è svolta nelle vicinanze del sottopasso pedonale più vicino al centro della città. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso non sono durate molto. L'uomo, poco prima delle 9:30, è stato portato a riva per poi essere caricato in ambulanza ed essere trasportato in ospedale per degli accertamenti. Si tratta di un 59enne seguito dal centro di igiene mentale di Dolo. Maestre, ha rubato una giacca e dopo essere stato scoperto ha aggredito il vigilantes. Protagonista è un cittadino albanese di 51 anni che allo Shan nel pomeriggio di domenica ha creato scompiglio. Dopo essere stato scoperto ha cercato di scappare e ne è nata una colluttazione con la guardia giurata che è finita all'ospedale con 7 giorni di prognosi. Il ladro è stato comunque bloccato grazie all'intervento di altri vigilantes e consegnato alle forze dell'ordine e accusato di rapina impropria.